buongiorno a tutti. Partiamo subito con il bollettino. Tamponi molecolari 4.734.330. Test rapidi 4.032.146. In totale sono 8.766.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 587. Che rappresentano il 4,99 del totale dei tamponi, che sono 11.747. Vi ricordo sempre che questo è il bollettino meno attendibile della settimana, che è quello del lunedì. Quindi domani avremo certezza maggiore. Perché? Perché è inevitabile che a fine settimana si possano accumulare dei dati. Totale dei positivi sono 395.794. Questo è il totale dei positivi che sono stati tracciati dal 21 febbraio. Il totale dei positivi di oggi è 31.687, che sono esattamente i positivi oggi in quarantena in Veneto, metà dei quali sono asintomatici statisticamente. I ricoverati sono 2.122. Siamo sempre sopra il massimo di marzo, che era 2.068. Più 24. Ma nello specifico sono più 26 in zona non critica e meno 2 in terapia intensiva. Quindi si entra ancora, perché in ospedale i nostri 70-80 ricoveri al giorno li facciamo sempre. C'è una flessione nelle terapie intensive. Voi avete visto 301 in terapia intensiva, più i non Covid, che sono 2,74 terapie intensive, fanno 5,75 le terapie intensive oggi occupate in Veneto. Vi ricordo che a dicembre abbiamo passato le 700. Totale dei morti 10.952 più 11. Totale dei dimessi 19.003. Queste sono persone che sono entrate in ospedale e sono uscite vive. Allora, voi sapete che siamo ancora a settimana di zona arancione, nel senso che per i dati che abbiamo avuto, noi avremo oggi dei dati da zona gialla. Se avessimo la vecchia classificazione in corso, saremmo zona gialla. È pur vero che abbiamo ancora infezione, perché quando abbiamo ancora 70-80 ricoveri al giorno vuol dire che il virus sta circolando. Da questa mattina è partito il professor Baldo con le scuole sentinella, le prime scuole sentinella, per andare a regime con quel progetto, sapete, che noi avevamo già pensato e progettato col professor Baldo, con la dottoressa Russo, già da gennaio, ma poi non avendo avuto le scuole chiuse non siamo mai riusciti a partire, perché ci vuole la materia prima, ci vogliono i ragazzi da testare. Questo ci darà una dimensione del grado di circolazione del virus. Per quanto riguarda il futuro, dopo magari vi darà un aggiornamento l'assessore Lanzarin. Stiamo lavorando come governatori, ovviamente con i gruppi di studio, eccetera, per le nuove linee guida per le aperture. Io resto convinto del fatto che dovranno essere anche cambiati i 21 parametri. Voi sapete che tutti fanno la stessa domanda, no? Ma lei è d'accordo per la classificazione in zone? Il problema non è la classificazione, il colore della zona, il problema è come ci arrivi a quel colore. Perché ci puoi arrivare col turbo, cioè appena ti muovi sei già in zona rossa, oppure ci puoi arrivare in maniera molto più equilibrata. Allora io penso che un tagliando al modello di attribuzione delle zone sia fondamentale, quanto mai necessario, perché vi ricordo che al di là del fatto che adesso abbiamo aumentato le terapie intensive rispetto a marzo, abbiamo protocolli di cura che prima non avevamo, vi ricordo sempre che siamo i primi per monoclonali, anche qui noi veramente stiamo utilizzando anche 10 volte i monoclonali di alcune regioni, cioè noi siamo di fatto, penso che
siamo sicuramente la prima regione d'Italia, ma quello che è al secondo posto ne ha forse un quarto dei nostri o giù di lì. E detto questo, c'è anche l'aspetto delle vaccinazioni, per cui è fondamentale capire che l'R-Conti di ieri non è l'R-Conti di oggi, visto considerato che abbiamo già inoculato 1.100.000 vaccini. Vi confermo che sulle vaccinazioni stamattina abbiamo fatto una riunione importante, come lo sono tutte, ma stamattina siamo andati in approfondimento, stiamo parlando ancora di campagna vaccinale. Noi abbiamo 86.000 vaccini, quanti sono? 86, 88, non mi ricordo più. 87,374. Oggi, stamattina, considerate che nelle ultime 24 ore abbiamo fatti 21.000, se non ricordo male, 21.574, capite che noi bisogna andare avanti per fare una mano tirato per riuscire ad arrivare alle forniture che arriveranno tra mercoledì. Mercoledì dovrebbero arrivare i Pfizer, che nella migliore delle ipotesi avremo in uso il pomeriggio, nella peggiore da giovedì mattina. Sono già delle ULS che faranno mano tirato addirittura in sospensione, tipo Treviso o altre ULS, ma un po' tutte comunque sono a scartamento ridotto, perché noi arriviamo purtroppo troppo lunghi sempre gli ultimi 2 giorni, come sapete. La settimana è fatta di 7 giorni, noi i compiti per casa li facciamo in 5, e quindi è inevitabile che abbiamo 2 giorni di star lì Sinceramente potremmo anche distribuire in maniera più equilibrata, però è vero che poi tarare una macchina per uno sforzo e poi abbassare, andare via con i motori al minimo, rischia che poi, quando arrivano numeri importanti, devi investire tanto più sforzo per riportarla a regime. Quindi da un punto di vista industriale è sbagliato. Detto questo, il commissario mi ha confermato che arriveranno appunto i vaccini sia Astra che Johnson Johnson sta settimana. Sono 136.000 di Pfizer, 126.000 di Pfizer, 13.000 di Astra e 14.000 di Johnson, 14.006. Pfizer, Astra e Johnson Johnson, Moderna non pervenuto, sono già 2 settimane che non si sa che storia c'è. Capite che il commissario si è preso la briga anche di fare un calcolo della nostra capacità vaccinale, ha detto voi potreste andare via 25.000 al giorno, ma noi ormai siamo tarati per andare via molto più forti, ci vogliono vaccini. Io spero che il governo, che il presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono. O quantomeno abbiamo ragionevoli certezze di dire che comunque di offerenti ce ne sono sempre in giro. Qualcuno si prende la briga, chi lo può fare, si prende la briga di andare al vedo a capire se questi vendono chiacchiere o vendono vaccini. Noi nel nostro programma ragionevolmente con queste forniture contiamo di chiudere gli over 60 entro giugno, entro l'estate. Se non ci fanno scherzi con le forniture, no, l'estate, scusami, entro l'estate, cioè entro il 21 giugno, cioè entro sì, ve lo stavo dicendo primavera, entro il 21 giugno, cioè prima dell'estate. Se non ci sono, diciamo, guai con le forniture come quelli che abbiamo avuto fino ad ora, verosimilmente noi abbiamo questo obiettivo. Stiamo facendo tutta una serie di conti con gli ingegneri gestionali capitanati dall'ingegnere Fattori e speriamo di poter realizzarlo, perché poi, lo diciamo sempre, no? Su 100 over 63 perdono la vita se si infettano. L'età media dei nostri decessi è stata sugli 80 anni, 81 anni. Sappiamo che le persone a rischio sono i maschi sopra i 65 e le donne sopra i 75, quindi metterli tutti in sicurezza assieme a fragili e a vulnerabili significa aver fatto il 90% del lavoro. E stamattina ho incontrato la stampa estera
alle 11, è stato un bel incontro, che anzi ringrazio per questo incontro. Abbiamo parlato di turismo e vi ricordo che, vi do solo due dati del turismo, vi ricordo che di 70.260.000 presenze noi abbiamo avuto un calo 19 su 2020 del 54%, e vi ricordo che gli stranieri, gli ospiti stranieri in Veneto valgono, di quei 71 milioni di presenze, valgono il 68%. Cioè 68% di quel blocco sono stranieri. E con tutta una serie di difficoltà che hanno avuto, abbiamo delle... assolutamente pesando molto nel nostro bilancio, perché pensate che gli stranieri sono calati del 68%, cioè gli arrivi, le presenze, scusatemi, straniere, che rappresentano il 68% del nostro totale, sono anche calate del 68%. Quindi 54% in generale, calo delle presenze. Rapportate solo agli stranieri, 68%, cioè gli stranieri pesano di più, giustamente, no? E quindi hanno avuto anche un calo più importante. Abbiamo parlato di una stagione che noi confermiamo. È stata utile questo incontro perché, giustamente, parlando da Mosca, Danimarca, gli Stati Uniti, insomma c'erano un po' tutti, veramente c'erano molti, gli spagnoli, i francesi, gli ungheresi hanno parlato, cioè hanno parlato, hanno fatto domande. Ne viene fuori che c'era, obiettivamente ancora non era stato colto il fatto che noi apriamo. Cioè, la stagione turistica, il Veneto la conferma. E poi vedremo come declinarla rispetto a tutte le linee guida, eccetera, ma come l'abbiamo aperta l'anno scorso che non eravamo neanche vaccinati, a maggior ragione uno dice, per una logica, diciamo, proprio conseguenza, affronteremo anche questa partita. Sono molto interessati. Devo anche dire che c'è già un incremento di prenotazioni. Questo me lo dicono gli operatori, cioè i loro ospiti stranieri si stanno interessando. E io ho ringraziato in apertura Anthony Fauci. Ieri ha fatto c'è stata un'agenzia rilanciata a livello internazionale, hanno chiesto a Anthony Fauci quando si tornerà al turismo, e lui ha detto male che vada entro l'autunno, e io non vedo l'ora di tornare in Italia, quindi ho ringraziato Fauci, perché sicuramente uno statunitense che viene in Italia non può non passare per Venezia, per il Veneto. C'è molto interesse, ma veramente molto interesse. Credetemi, non mi sarei mai aspettato tutto questo interesse rispetto ad avere informazioni, no? La stagione culturale a Venezia riparte, le grandi navi, ci saranno le spiagge aperte, i campeggi, mi hanno chiesto dei campeggi e un po' di informazioni in generale. Ecco, il mondo è interessato a capire quali saranno le regole. Allora, io ho già detto una cosa: a meno che Roma non ci fermi, per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema. Che non cominciamo a fare distinzioni, ma chi te l'ha fatto, ma dove l'hai fatto. Ci sarà una dichiarazione, e tutti erano allergici al passaporto sanitario, adesso vedete che bisognerà chiedere qualcosa, no? Quindi, prima roba, perché ci hanno chiesto, ma quelli che si sono vaccinati, io penso che hanno le porte aperte in Veneto, e noi faremo di tutto perché siano aperte, ma penso anche in Italia, spero. Dopodiché, molti sono preoccupati del fatto di queste mini quarantene, tamponi prima, tamponi dopo. Lì dovremmo lavorare, ne parlavamo anche stamattina in riunione anche con l'assessore Lanzarin, dovremmo lavorare con le nuove linee guida perché il turismo non deve essere una complicazione della vita. Nel rispetto della salute e di tutto, tanto ci sono già gli esperti che dicono che bisogna chiudere tutto, no? A tutte le ore bisogna chiudere tutto. Cioè voi avete capito che se tu dici che fai il lockdown, hai la certezza matematica che il virus non gira più, perché non gira neanche più le persone, le chiudi in casa. Se non serve aver diesel laurea per fare queste robe. Allora, la vera sfida qual è? È aprire con gradualità, affrontare, ed è esattamente quello che sta facendo il gruppo di lavoro, e sta settimana chiudiamo sto lavoro per le regioni, affrontare tutto quello che è una nuova frontiera. Io penso, insomma, le palestre, i ristoranti, i bar. Io non è che faccio il chiusurista o l'aperturista, vi dico che ormai noi dobbiamo metterci in testa che dovremo convivere con questo virus, e i cittadini devono capire che le regole vanno rispettate in maniera ossessiva se vogliamo evitare, perché finché mi arrivano un centinaio di persone tutti i giorni in ospedale, che sono la punta di un iceberg di un sacco di contagiati,
perché abbiamo detto che 100 rappresentano il 5% dei contagiati della giornata, diciamo così, vuol dire che c'è ancora molta gente che si contagia, in qualche maniera si contagia. Beh, insomma, la riunione con la stampa estera sul turismo è stata molto positiva e voglio ringraziare tutti i nostri operatori perché hanno saputo lasciare e costruire un buon rapporto con la comunità internazionale, e questo si è percepito anche oggi in questo colloquio che ho avuto un po' con tutti i giornalisti. Chiedono che posizione abbiamo sui vaccini non autorizzati e io ho confermato, l'ho chiesto fra l'altro una giornalista vera della TASS, quindi russa, io ho confermato che bisogna uscire dalle posizioni ideologiche, che fino ai vaccini noi non ci siamo mai preoccupati di capire la provenienza dei farmaci che assumiamo. Ditelo. Tutti noi non siamo mai andati a vedere se è fatto in UK, Russia, Cina o da altre parti. Con i vaccini sembra che la geografia sia sinonimo di validità. Questo ce lo devono dire le autorità regolatrici, però è giusto che se c'è scienza sia messa in campo. Cioè, i cinesi con Sinovac hanno vaccinato 165 milioni di cittadini, è il dato di ieri, io vi avevo detto 140 milioni, ma adesso aggiornato. Sembra che abbia una risposta anticorpale mediocre o media rispetto a quello che hanno altri vaccini, ce lo diranno le autorità. Così Sputnik, insomma, è stato inoculato a molti cittadini, così altri vaccini come Novavax, CureVax, cioè tutti i vaccini che comunque magari sono anche autorizzati, pensate, dall'FDA, e qui ancora da noi non si possono utilizzare. Noi siamo senza vaccini, non ci sono vaccini. Io non so più in che lingua dirlo. Cioè, purtroppo noi la viviamo più peccaminosamente perché sappiamo che possiamo farli. Perché se tu vai via con una capacità ridotta di inoculazione, cos'è che succede? Che non è che ti dici, mi mancano, perché c'è sempre il magazzino pieno. Cioè io riporto la situazione e dico, è un'opportunità di vita e di economia per un territorio. Noi dobbiamo vaccinare e spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprare questi vaccini. Ultimo aspetto, mi hanno chiesto, così vi evito, magari che non vorrei mai che trovaste delle dichiarazioni, è l'ultima che mi ricordo, mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid-free. Isole Covid-free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto. Se qualcuno lo vuole fare in giro per l'Italia, lo fa con i vaccini suoi, non ci devono essere forniture perché vuol dire che li sottraggono anche a me è Veneto, giusto? Terzo aspetto, quindi non entro nelle scelte individuali. Terzo aspetto, ricordo che c'è sempre un aspetto etico e di programmazione, che noi a livello nazionale abbiamo l'obbligo di vaccinare gli over 80 e poi a scendere. Quindi per fare progetti Covid-free vuol dire che si sceglie di andare a vaccinare 20enni, 17enni, 30enni. Però la posizione del Veneto è che la nostra isola si chiama Veneto, quindi non andremo a cercare comunità o altre robe. Tutti si meriterebbero, signori, è da Cortina a Venezia, che non dovevo dirla per prima, piuttosto che la Val Zoldana o il Delta del Po o Bardolino o altre località. Sì, tutti avrebbero diritto a dire Covid-free. Ma per noi Covid-free deve essere il Veneto, quindi la proposta sostanzialmente il Veneto la fa per il Veneto, quindi ci diano i vaccini che facciamo Veneto, isola Covid-free. Basta. Allora, domande Tosatto, Moscati, Lanzan e Di Gennaro. Buongiorno, Buongiorno. Presidente. Mi sembrava un po' strano che lei non fosse d'accordo col suo amico Bonaccini sulle isole Covid-free, veramente.
No, ma guarda, cioè nel non, senso che... sinceramente non so, No, ma non conosco la posizione di... no, è identica alla sua, no? Non voglio dire che sia una Non la cosa conoscevo. concordata, ma insomma evidentemente... concordata zero, che non ho neanche sentito io Bonaccini. Ma evidentemente avete un modo analogo di ragionare. Comunque... Ma è buon senso, scusate. Sì. Soprattutto i nostri imprenditori, i nostri cittadini mi scrivono e mi dicono: ma scusa, ma quei vaccini apre quell'isola dei Chisei? Cioè, ci siamo capiti, no? Ecco, la domanda riguarda i tempi delle riaperture, perché ci sono anche qui mi pare, delle opinioni discordi, non soltanto tra governo e regioni, ma anche all'interno del governo. C'è il ministro Speranza che sta frenando, dice che non bisogna bruciare i tempi. Non si comprende bene, forse lei la comprende visto che ha interloquito, la posizione del Presidente del Consiglio, che da una parte dice che la ripartenza è indispensabile, però deve avvenire con gradualità e deve premiare in qualche modo le regioni che vaccinano di più, che vaccinano più in maniera più appropriata. È possibile ipotizzare, non dico un calendario, ma dare agli operatori e ai cittadini una prospettiva temporale? Per esempio, a maggio succederà certamente qualcosa, Sì. o è in forse anche questo? No, secondo me succederà. Allora, partiamo dal presupposto: il decreto approvato dal 7 di aprile prevede che ci sia un tagliando prima del 30 aprile. Quindi si sta lavorando per quello, il famoso 20 aprile, no? Poi verranno, non verranno. Io non ve lo so dire perché il decreto è del governo, non è della Regione Veneto. Però, siccome i gruppi di lavoro, dopo l'assessore vi darà un aggiornamento, stanno lavorando per conto della conferenza delle regioni in vista di questa tappa, io dico che noi non stiamo facendo gli eroi. Non vorrei mai che qualcuno poi fra qualche settimana dice guarda che situazione sanitaria, Zaia allora diceva di aprire. Io dico semplicemente che l'emergenza sanitaria c'è, abbiamo 2200 persone in ospedale, però è pur vero che da qui all'infinito abbiamo la certezza matematica che torneremo tutti liberi, giusto? Se si tratta di capire qual è lo spazio da qui all'infinito. Ma non è che possiamo preoccuparci il giorno dell'apertura di stabilire le regole. Io penso che verosimilmente a maggio o a fine aprile, se poi il governo deciderà questo, si comincerà ad allentare. Tanti dicono, ma anche nel gruppo di lavoro, il tema degli spazi aperti da privilegiare, eccetera. Ma comunque sarà un lento, graduale allentamento. Guardate, questa fase qua l'abbiamo vissuta l'anno scorso, inutile facciamo finta di non conoscerla. Cioè, on-off non esiste tutti chiusi, tutti liberi. Si allargherà. Considerate che partiamo però da un presupposto che l'anno scorso non avevamo col fine lockdown del 4 maggio, che noi abbiamo tutte le aziende aperte, tranne ovviamente bar e ristoranti e le palestre, eccetera. Mi si perdoni quelli che non ho ricordato, gli spettacoli viaggianti, mondo dell'intrattenimento e altro. Però la massa delle attività produttive opera e non è mai stata chiusa. Quindi la nostra graduale apertura è rivolta a quella soprattutto nicchia che ancora è chiusa. Non dimentichiamoci questo passaggio, perché non stiamo pianificando linee guida vi ricordate che l'anno scorso a maggio, aprile, pianificavamo come aprire le fabbriche, che il distanziamento d'area e le mascherine, queste robe qua non le abbiamo tutte superate, quindi sarà molto più veloce anche la procedura. Un'altra cosa che volevo chiederle, per quanto riguarda l'accenno che lei ha fatto alla campagna di prevenzione con le scuole sentinella. Sì. Magari forse l'assessore può dirci qualcosa di più. No, ma l'assessore se lo segna, facciamo così per evitare. Allora, l'assessore si segna e poi vi dà lei. Ma dai dopo. Va bene. Sì, diamoli dopo, segnati. Ti ricordi? Sì. La ringrazio. Basta, quindi Moscati, Nuovo Terraglio, poi Di Gennaro, Venezia Today, Vanzan, Il Gazzettino. Sì, buongiorno Presidente. Io ho due richieste da parte sempre riguardo alla vaccinazione. C'è una persona che... Il signore abbiamo vaccinato, no? Il signore, sì. Il centenario la ringrazia molto, ci segue sempre. E sta bene. A domicilio abbiamo vaccinato. Sì, anche se lui si sarebbe spostato. Adesso non stiamo dicendo che si sarebbe spostato. Se andai a domicilio vuol dire che non si spostava. Sono stati loro a volere, perché lui
fa l'orto, per cui insomma. Sì, però 100 anni mi sembra. 101 per 101. l'esattezza. Abbiamo fatto un'opera di bene. Sì, e lui ringrazia perché sta benissimo. È un suo diritto, ma comunque sarebbe stato vaccinato. Volevo dire una roba, scusate, che l'abbiamo detta stamattina in riunione. Vi diremo, adesso stiamo facendo un conto, perché stiamo già in alcune realtà, tipo a Vicenza la Berica, abbiamo finito e già prenotato gli ultimi over 80, piuttosto che nella Pedemontana o da altre parti. Allora qual è il tema? Stiamo facendo un conto oggi in giornata, abbiamo già una tabella, per capire esattamente proprio i residuali, cioè quelli che non si sono mai presentati, non hanno risposto, sono vivi, ma non ci hanno neanche detto, guarda, io non voglio vaccinarmi. C'è molti che magari dicono, io non voglio vaccinarmi. Stiamo facendo una tabella per capire quali sono i numeri e per poi fare un provvedimento settimanale e chiudere gli over 80 se ce la facciamo già sta settimana, perché sono poche unità. Per dire, Vicenza ha richiami da fare per 1500 over 80 che non si sono proprio presentati. Allora, prego? Non ho capito, scusa. Sì, zero. Cioè, e quindi vengono intercettati grazie all'aiuto dei sindaci, con le lettere, cioè cercando con le telefonate. Però vi daremo tutto nei prossimi giorni, nel senso che il nostro obiettivo è quello di, se riusciamo, chiuderli in settimana. Quindi fine over 80, via. Fine vuol dire che comunque anche quello che deve fare la seconda dose è già fissata e tutto. Perché il calcolo si fa così, no? Sì, vengo alla domanda di questa persona over 70 con problematiche di salute, cioè adesso non ricordo il codice, però insomma oncologica, che ha fatto il vaccino, però nella sua, diciamo, in quel foglio che è stato rilasciato, come ad altre persone, è messo solo l'appuntamento e non che tipo di vaccino. Ora, siccome ha avuto delle problematiche... Ma dove l'ha fatto? L'ha fatto su Marittima, mi pare, Venezia, sotto l'ASL Serenissima. E io c'ho anche, mi ha mandato la foto proprio perché diceva... Se la manda a Carlo, dopo lo verifichiamo al direttore. Perché Grazie. effettivamente gli altri, almeno ho visualizzato anch'io, hanno tutto il lotto, eccetera. E ecco, questo qui. E seconda cosa, invece, mi segnalavano i medici vaccinatori che hanno delle problematiche, volevano fare un appello, insomma, per ogni volta che arriva la persona, che parliamo di over 80, che magari è in buona salute, per il quale loro pensano di destinare l'AstraZeneca, si instaura una grossa discussione e tante volte è un problema che si trascina, per cui non so, questo poi in tutta Italia, però me l'avevano segnalato su Treviso e chiedono se si può fare un po' di chiarezza, perché ovviamente il medico è lì per stabilire quello che uno può fare e non può fare. E invece purtroppo con tutta questa... No, ma la chiarezza la facciamo subito. E l'unica persona deputata a decidere qual è il vaccino da praticare è il medico a seguito dell'anamnesi. Quello che dice il medico è legge, punto. Cioè, i miei genitori hanno fatto AstraZeneca. Certo. Cioè, tanto perché non ci siano dubbi. E io cosa dico? Dico semplicemente che o ci fidiamo dei medici o non ci fidiamo, ma se una persona pensa di andare al centro vaccinale e decidere anche il vaccino, può stare a casa. Perché noi non possiamo vedere la foresta che cresce, che fa il vaccino correttamente, segue, eccetera, e dopo qualcuno che è già capitato che arriva con l'avvocato, senza neanche sapere che vaccino gli propongono. Siamo a sti livelli, eh. Sì, ma infatti telefonano anche in diretta al medico, si intromettono anche i medici. E i medici di base, peraltro, sono gli unici titolati, oltre a quelli dell'anamnesi, a parlare del proprio paziente, perché il medico di base che va a far lui direttamente sa già che vaccino può fare, perché conosce il paziente. Ma non esiste che c'è... Benissimo. Il vaccino lo decide il medico, non si mercanteggia, non si negozia il vaccino. Grazie. Prego. Abbiamo Di Gennaro di Venezia Today. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Brevemente, in realtà visto che prima si parlava di turismo, di stagione balneare, volevo capire un po' meglio che tipo di rassicurazione ha dato ai giornalisti esteri,
ma in generale su quali elementi magari intende puntare la Regione adesso nel momento in cui si promuove la stagione balneare, la stagione estiva, soprattutto con l'estero, appunto gli elementi di cui si accennava prima, il passaporto sanitario, ma anche ad esempio l'assicurazione di cui si parlava, l'assicurazione sanitaria. Sì, no, io vorrei dire questo, che intanto è stato utile perché giustamente noi nella comunicazione non bisogna mai peccare di presunzione. Il mondo intero si chiede come andrà la stagione turistica italiana e quando si chiede questo pensa a Venezia. Cioè, tu pensi agli Stati Uniti, pensi a New York, no? Cioè, funziona così. Poi sono grandi gli Stati Uniti, c'è Los Angeles, c'è un sacco di roba. Però, e quindi noi abbiamo parlato dal Veneto, che ha la sua capitale che è Venezia, e abbiamo detto noi ci stiamo organizzando. Hanno apprezzato anche il racconto che ho fatto dei vaporetti che vanno a vaccinare per le isole, per loro è una roba unica. Sapevano già molti della grande campagna di vaccinazione, questa è passata a livello internazionale che sta facendo il Veneto, anche questo aiuta, lo diciamo sempre ai dirigenti, guardate che non è solo un'opportunità di vita, ma di autorevolezza a livello internazionale, perché poi uno passa, il primo, e il secondo anche se ha fatto un vaccino di meno, non lo citerà mai nessuno. Gli abbiamo detto che saremo presenti in tutte le fiere, che confermiamo by Veneto, fiere quando apriranno, ma soprattutto, guardate, sembra quasi banale, abbiamo confermato, perché voi capite che a livello internazionale si rimbalzano notizie a volte che arrivano veramente disgregate, distrutte. Cioè, abbiamo detto, noi siamo pronti, tanto è vero che i turisti più affezionati hanno iniziato a prenotare. Addirittura una giornalista danese o svedese mi ha chiesto, ma mi ha anche detto il nome del campeggio, no? Che è il più grosso, posso dire l'Union Lido, il più grande, che fa, se non ricordo male, sulle 11.000 presenze al giorno. Mi fa, ma i campeggi saranno aperti? E io ho detto, guardate che noi già l'anno scorso ci avevamo aperti i campeggi, figuratevi se quest'anno non apriamo. Noi vogliamo aprire tutta l'offerta turistica. Perché essere chiusi a giugno, luglio, agosto, vuol dire che allora deve essere accaduto qualcosa con il Covid, di imprevisto, di imprevedibile, ma ad oggi insomma ci sembra di aver capito che questa sarà l'evoluzione. Ok? Posso fare la maleducata e introdurmi in argomento solo per non ripetere, mi consenti un secondo? Per quanto riguarda l'apertura, hanno chiesto una data? Presidente, No. Idea ha, perché Confturismo Veneto ha lanciato un appello a livello nazionale, perché sappiamo bene che non dipende da lei, però da lei come regione intendo, però alla fine si rischia di perdere tutto il flusso di turisti tedeschi e austriaci di Pentecoste se si andrà a giugno. Hanno avuto un pressing, hanno fatto pressing su questo? No, su questo no, ho parlato un tedesco che è Frank, non mi ricordo più il cognome, ma no, non abbiamo parlato di date. Cioè, loro sanno che la comunicazione che noi diamo è che non ci sarà scritto chiuso. Nel senso che poi su Pentecoste è una partita importante, ma che rientra sempre nel ragionamento che stiamo facendo con il tavolo per le riaperture. Però sapete, poi la condizione sine qua non per accelerare è la condizione sanitaria. Avete visto, un'isola che era bianca è diventata rossa. E fortunatamente gran parte dell'Italia è arancione, ma dietro quell'arancione molti sono già in giallo. Però, ad esempio, avere ancora la Sardegna rossa, è ovvio che a Sardegna anche quello è un elemento di comunicazione. Tutti speravamo che fosse bianca. Di Gennaro, ok? Vanzani il Gazzettino, poi di nuovo Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Quando lei dice spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprarli, intesi i vaccini non autorizzati, cioè secondo lei li dovremmo comprare anche se non c'è il via libera di EMA e di AIFA? Allora, i vaccini non ci sarà mai nessuno in Italia e in Europa che utilizzerà vaccini non autorizzati, EMA, perché ne nasce anche un problema giuridico importante. Pensate solo a un caso avverso o un decesso, cosa significa per un... Però è pur vero che tra gli autorizzati
c'è un continuo pullulare di fermento sul mercato, quindi che qualcuno vada a vedere, no? A noi è stato proibito. Poi può essere vera la tesi di chi dice questi vendono chiacchiere, non hanno nessun contatto, oppure può essere vera la tesi di altri. Però resta inteso che in giro per l'Europa si sta vaccinando, quindi di vaccini qualcuno ce li ha, qualcun altro no. Voi fate la domanda quando avete l'incontro con il governo tra Sì, regioni? sì, io la faccio sempre. Perché gli altri stati europei hanno forniture superiori a quelle dell'Italia? La risposta è che ti dicono che nell'ambito del contratto europeo le quote sono stabilite. Dopodiché io deduco che se c'è qualche paese che sta vaccinando di più, vuol dire che trova vaccini in altra maniera. Non ho altre risposte. Allora, non mi puoi dire che AstraZeneca non ce n'è sul mercato quando la Gran Bretagna è riuscita a vaccinare il 40% dei suoi cittadini. A me sembra ovvio questo, no? O Pfizer non ce n'è quando gli Stati Uniti fanno 1 milione di vaccini al giorno. Cioè si vantano di fare i famosi 100 milioni in 100 giorni dei primi 100 giorni di Biden. Questi sono i dati. O lo Stato di Israele che ha vaccinato tutti con Pfizer. Seconda domanda, dovremo convivere con il virus, ha detto, ma rispettando le regole. Quindi lei è del parere che si potrebbero tranquillamente aprire ristoranti, palestre, facendo attività fisica, facendo il pranzo e la cena all'aperto, ad esempio? Cioè, cosa vuol dire convivere con il virus ma rispettando le regole? Si apre o non si apre? La regola della convivenza è che noi dobbiamo prendere atto che se pensiamo di aprire, ecco, forse la spiegazione ben venga a questa tua domanda. Se pensiamo di aprire quando il virus non ci sarà più, non apriremo più. Perché io immagino il futuro, io non sono un esperto, quindi ho anche la licenza magari di dire qualche cretinata, perché non ho una formazione scientifica a quei livelli. Però immagino una sanità nella quale avremo dei pazienti residuali i prossimi mesi, i prossimi anni, e diranno è un malato di Covid. Già oggi è un'altra roba rispetto a un anno fa dire un malato di Covid, no? Pensate fra un anno, 2, 3, ma immagino anche che faremo un richiamo del vaccino tutti gli anni per rinnovare, diciamo, la risposta anticorpale magari a delle mutazioni. Quindi quando dico convivere, dico prendiamone atto che a un certo punto dovremmo cominciare ad aprire. Secondo me, rispettando le nuove linee guida che stanno facendo, partendo appunto da queste realtà, della ristorazione, palestra, queste robe. Però ovviamente sempre con l'autorizzazione del mondo scientifico, cioè del CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Cioè, a parte il fatto che in contrapposizione non si riesce a fare nulla. Però so che anche loro stanno valutando questo aspetto. Sui vaccini ancora, quando lei diceva ne abbiamo 87.374 questa mattina, cioè quelli che sono nei magazzini, ai quali si aggiungeranno le forniture che ha annunciato con il punto di domanda di Moderna. Sì. Questo entro la settimana. Bene. Purtroppo sì. Potete fare nei prossimi giorni ribadire con chiarezza cosa succederà con i disabili, i familiari dei disabili, sì. I parenti degli anziani, eccetera, perché come in passato, anche in questo caso, ogni US sta procedendo, alcune US vaccinano, altre dicono no, gli accompagnatori non abbiamo disposizioni, eccetera. Abbiamo molte segnalazioni, sono tutte puntuali. Forse sarebbe il caso, visto che il direttore di Azienda Zero la settimana scorsa ci ha detto, settimana prossima, dalla metà circa, se ci fossero delle indicazioni noi abbiamo in programma chiare. Mercoledì di portarlo. C'è un quadro, stamattina ne abbiamo parlato. Ovvio che noi adesso stiamo spingendo su, a parte i vulnerabili, stiamo spingendo tantissimo su chiudere gli over 80 e il blocco dei 70-79. Sì, tenga conto, Presidente, che il numero verde probabilmente non è stato ancora implementato con le 100 linee da lei annunciate, ma ancora non risponde. No, le linee ce le ha, il problema è che tutti lo utilizzano. Se volete, io vi do la controprova, stiamo anche pensando a questo, per far vedere che si libera. Basta aprire le agende a un pagherò, cioè dire fissiamo tutti, dopo vediamo cosa succede, se non arrivano i vaccini, state tranquilli che nessuno chiama più viene il numero verde, e poi questo è il tema. Quindi per metà settimana avremo un quadro completo? Sì, e considerate che sul numero verde potremmo anche, se ti ricordi, recuperarvi anche la mole di telefonate di ogni giorno, perché noi ce le abbiamo tutte registrate. Cioè se noi volessimo andare a sentire una telefonata, abbiamo modo di sentircela.
Quindi magari vi portiamo anche magari a domani l'evoluzione delle telefonate, ci va 5, 6, 7 mila telefonate al giorno. Sì, certo, ma oltre ai numeri, Presidente, alla gente, quella che vuole prenotarsi, vuole capire, io sono l'accompagnatore dell'anziano, Sì, io chiaro. sono la convivente, io sono la moglie, il marito. Ecco, c'è ancora chi pensa, in alcune USL dicono vi metteremo in una lista. Sono arrivate anche queste segnalazioni. Si presentano gli anziani e dicono, già che ci siete, vaccinate anche mia moglie o mio marito? Risposta, al momento non ne abbiamo, vi chiameremo, vi inseriremo in una lista. C'è questa disposizione oppure non c'è? Sì, ma guarda che la disposizione noi l'abbiamo annunciata 2 o 3 volte, nel senso che la disposizione è che l'accompagnatore dal lunedì, abbiamo detto ancora venerdì scorso, non si vaccina più. Il famoso accompagnatore over 65. Perdonami, ma io avevo capito tu parlavi dei disabili. No, Presidente, di tutti i disabili, quello è un altro anziani, tema. Per quello chiedo se ci date un quadro sinottico. Allora, tutti gli accompagnatori di persone che vanno a vaccinarsi solo perché sono chiamati per una fascia di età, cioè gli over 80 e gli over 70, cioè dai 70 anni in su per andare a vuoto per pieno, non hanno diritto alla vaccinazione. Non c'è più, perché abbiamo detto, è partito il portale, sono partite le prenotazioni, infatti non abbiamo problemi. Per quanto riguarda la disabilità e la fragilità, come per gli oncologici, c'è un accompagnatore e lo dobbiamo definire, tanto ora nella riunione domani mattina dobbiamo stabilire delle regole, perché c'è anche chi dice ma siamo i 2 genitori del bimbo disabile, li vaccino tutti e 2 o uno solo, e poi se sono giovani abbiamo scelto di farne uno, però la direttiva per le ULS la discutiamo domani mattina. Grazie, però utile la domanda perché così abbiamo chiarito. Dai 70 anni in su l'accompagnatore non viene vaccinato. Per cortesia, cos'è che fanno? Dicono vi mettiamo su una lista perché hanno un po' di nomi raccolti e ne approfittano per caricare eventualmente se hanno spazi, solo questo. Giacomuzzo e Marco Bonet. Il Presidente, per concludere il discorso, anche insegnanti, personale scolastico, basta. Adesso siamo in una fase di attesa. In che senso? Per tutte quelle categorie lì. Quindi le categorie essenziali al momento le dobbiamo fare, ma in questa fase siamo concentrati sugli anziani. Penso che le categorie essenziali condividano. Quindi allora si mettono in stand-by adesso, poi verranno eventualmente... Sì, no, noi ce l'abbiamo in programma, però abbiamo delle priorità, c'è un'ordinanza, che noi avremmo auspicato fin dall'inizio. Certo. Vorrei ricordarvi un giorno anche come sono nate queste categorie essenziali. La domanda che hanno detto anche a me che ero categoria essenziale, pensate voi. Esatto, ma non per farsi vaccinare. Dipende per cosa. Chiedevo, Presidente, poi per quanto riguarda i richiami. Ci aveva annunciato venerdì di un provvedimento del generale Figliuolo per posticipare a 42 giorni. È arrivato? L'AIFA dice però, testuale, che l'intervallo ottimale è e resta 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che al massimo non è possibile superare l'intervallo di 42 giorni. Sembra quasi, mi viene da dire, che sia una Noi facciamo 42 giorni. Ecco, allora la scelta del Veneto è comunque sempre 42 giorni. Certo. Okay, grazie. Di Pfizer e Moderna. A posto, Cristina? 3 mesi, sì. Sì, considerate che diciamo ai cittadini, ricordiamo ai cittadini che dopo la prima dose, dopo 10-12 giorni, c'è già risposta anticorpale importante, cioè non è che uno va via e deve aspettare la seconda dose per avere anticorpi. Marco Bonet. Tant'è vero che la Gran Bretagna ha deciso di fare una dose a tutti, secondo me intelligentemente, cosa che noi non abbiamo potuto fare. Presidente, buongiorno. C'è speranza per il Veneto di anticipare l'apertura a prima di maggio sulla base dell'incrocio dei dati epidemiologici e delle vaccinazioni, cioè al 20? C'era questa ipotesi che alcune regioni dove le cose stanno andando bene... Ci può essere un'ipotesi, ma sarà nazionale, non relativa solo al Veneto. Se c'è questa possibilità, sarà data a una serie di regioni che hanno dei parametri buoni.
Sì, esatto. Okay. Quindi sempre su base regionale, questo. però per più regioni. Immagino questo. Quindi se ne sta parlando. Poi sul tema degli approvvigionamenti dei vaccini, in queste, cioè Figliuolo prospetta qualche soluzione durante questi incontri, perché ormai è diffuso in tutte le regioni, insomma oggi il Corriere la spara tutta a pagina, mancano i vaccini. Quindi... ma quando lo dicevo io dicevo che era un provocatore, adesso vedo che sono tutti che manca vaccini. Cioè voglio dire, lui, il commissario... Allora, il commissario col quale io ho un ottimo rapporto, l'ho sentito anche ieri, lui resta fiducioso sulle forniture che arriveranno da maggio. Mi metto anche nei loro panni, onestamente, perché se ti trovi AstraZeneca che comincia a tirare il freno a mano, vai in difficoltà, no? Come abbiamo avuto la difficoltà, per nessuno se la ricorda più, con Pfizer, che è sparito nelle forniture all'inizio. Vi ricordate? C'è stato il buco. E adesso ce l'abbiamo con Moderna. Allora, lui si sente sicuro delle forniture di maggio. Tanto è vero che oggi ha mandato anche un prospetto per fino al 29 di aprile, forse nel telefonino l'ho mandata prima, sulla chat, sanità. Eccola. C'è questa qua, grazie. Ci ha mandato 2 prospettive che, come si può dire, sono più utili a chi è disorganizzato che a chi è organizzato, però sono utili. Settimana dal 9 al 15 e settimana dal 16 al 22. Parliamo di aprile, ha scritto ha fatto una tabella per tutte, poi ve la mandiamo, cioè, insomma, sì. per tutte le regioni. Il Veneto dice: guardate, voi avete nella prima settimana 176.700, nella seconda 176.699 dosi, quindi voi potete fare al giorno, ha fatto una sorta un po' di, come si può dire, di controllo di gestione, 25.243, ma noi le sappiamo già ste robe, ma ben venga che sia inquadrata così, però quelle sono le dosi che ci dice da qui alle prossime, nelle prossime 2 settimane, cioè questa e quella dopo. Quante? Scusa. Le famose 310.000 a livello nazionale, sommando tutte le regioni ovviamente. A giorno? Sì, sì. A giorno. Ho capito. Va bene. Un'ultima cosa sulle case di riposo, se ci sono novità. Dopo si segna. Quindi sono 2. Basta? Grazie ragazzi. No, scusi, No, sui vaccini. Filippo? Sì. Era soltanto sulla questione vaccini, no? Anche qui segnalazioni che arrivano. Sì. Sblocco positivo per gli oncologici, però ci dicono, soprattutto nel Padovano, problemi ancora con i disabili, che non sanno bene, non riescono spesso a iscriversi e non sanno bene a chi spetti indicarli come categoria. È una cosa che viene segnalata spesso. Devo fare l'assessore e per concludere, proprio nell'ULSS di Padova, nel lab, ci sono 1500 posti liberi tra oggi e domani. L'affluenza però è molto inferiore e viene segnalato sia un rifiuto da parte di una percentuale di over 80 di AstraZeneca che una difficoltà a prenotarsi. Fatto sta che ci sono meno vaccinandi che ma Padova è una comunità, dicevo prima, oggi stamattina era semivuoto. Lo diceva Fortuna oggi, che fra l'altro noi non abbiamo vaccini per tutti e quindi se poi nello specifico avete bisogno di un focus su Padova, oggi vi mettiamo in contatto con Fortuna, cioè quello che possiamo fare, perché oggi Fortuna ha detto: guarda, io vaccini qua, fine. Quindi è probabile che ci siano posti vuoti dove non ci sono vaccini, semplice. Cioè, se è l'operatore che ti chiama, per capirsi, dice: guarda, avremo... No, ma sembra che la situazione sia opposta, cioè che ci sia una disponibilità di vaccini, un'affluenza però inferiore di persone e un rifiuto parziale, non tutti, ma sono parziale di AstraZeneca. Questo mi sembra un racconto un po' strano, perché abbiamo fatto la riunione alle 9 e non era proprio così. Anzi, ci si lamentava che non aveva vaccini, che doveva chiudere. Fai conto te. Scusi Presidente, Johnson & Johnson, vi ha detto niente, figliuolo? 14.006 sta settimana ne arrivano venerdì.
14.650. Prego? Scusi, una quota parte di Johnson & Johnson sarà Questi per il sono Veneto? nostri. Ah, solo per noi? Sì, sì, che sono come fossero 28.000 più, perché c'è una dose sola, quindi facciamo 14.650 cittadini. Prima e seconda dose, tutto in un giro solo. AIFA ci darà indicazione, però comunque, viste le prenotazioni che abbiamo, noi andiamo avanti nei centri vaccinali e qualcosa si darà ai medici di base, insomma siamo sempre con poca roba rispetto a quello che ci servirebbe. Adesso posto la parola all'assessore. Grazie, buongiorno. Prego, assessore. Allora, sui gruppi di lavoro, avete già scritto, avete visto il comunicato, ci sono i 2 gruppi di lavoro, quello sui parametri, sulla revisione dei famosi 21 parametri che era previsto nel decreto di inizio marzo, mi sembra, insomma, che c'era un articolo, adesso non mi ricordo quale, che sta lavorando con Istituto Superiore di Sanità, con Ministero. C'è un incontro oggi pomeriggio, mi diceva la dottoressa Russo, per cercare anche di chiudere, di fare delle proposte che probabilmente porteremo un'informativa giovedì che c'è conferenza delle regioni. Per quanto riguarda invece l'altro gruppo di lavoro, quello sulle linee guida di riapertura, che è lo stesso gruppo di lavoro che si era creato un anno fa, giusto un anno fa, e che aveva prodotto tutte le famose linee guida, quelle anche poi uscite anche in collaborazione con l'INAIL, vi ricordate, su tutti i settori. Si è già riunito da un punto di vista tecnico, c'è un incontro domani, poi ci sarà un incontro di chiusura mercoledì per presentare le prime revisioni delle linee guida giovedì in conferenza delle regioni. Ci stiamo concentrando su bar, ristoranti, mondo dello sport, palestre, piscine e teatri e cinema, in questo ordine. Quindi le prime che usciranno saranno quelle relative a ristorazione, bar, ristoranti, sport, palestre, piscine, poi teatri e cinema. Non c'è ancora, insomma, si parte dalle linee guida che c'erano in un'ottica di semplificazione e aggiornamento, anche con tutte le varie cose che sono successe in questi anni, in quest'anno, insomma, quindi anche legati appunto a quelli che possono essere le cose che hanno visto funzionano di più, quelle di meno. È chiaro che la bella stagione aiuta anche, perché il discorso, come citava il Presidente, dei plateatici dell'esterno, insomma, sicuramente è una cosa che si sta valutando molto. Questa è la situazione per quanto riguarda i gruppi di lavoro e su cosa si sta lavorando, e sul fatto che giovedì, anche su richiesta del Presidente Fedriga, ci sarà una presentazione di queste prime 4-5 linee guida. Presumo poi il Presidente Fedriga vorrà presentarle appunto al Ministro o comunque a chi, per capire se ci sono spazi per pensare appunto a riaperture. Per quanto riguarda invece le scuole sentinelle, che come diceva il Presidente sono partite oggi, aspettate che trovo il messaggio del professor Baldo, così faccio tutto in diretta. Allora, sono partite oggi le scuole sentinella per quanto riguarda appunto le superiori a Venezia e a Verona, quindi sono state intanto partite professor Baldo a Venezia, la professoressa Tacconelli a Verona. Allora, a Venezia l'istituto è il Corner di Venezia, hanno testato 416 ragazzi e hanno trovato un positivo su 416. A Verona non ho il nome dell'istituto, su 250 ragazzi invece 0 positivi, quindi oggi in totale sono stati testati 250, 0 positivi, quindi oggi sono stati testati 650 ragazzi di 2 istituti e su questi hanno trovato un positivo che verrà confermato poi con il molecolare e quant'altro. E questo è l'aggiornamento per quanto riguarda le scuole sentinella che sono partite oggi. L'altra domanda mi sembra che era quella relativa alle strutture per anziani e quindi alle case di riposo. Allora, abbiamo lavorato la settimana scorsa e abbiamo una bozza di linee guida che stiamo ultimando per le riaperture.
quindi alle visite, vista appunto la situazione epidemiologica, visto il fatto che gli ospiti e anche gli operatori sono per la maggior parte, a parte qualcuno che non si sarà vaccinato, vaccinati. Abbiamo scritto anche al Ministero per dire ci sono ancora delle circolari che sono molto più ferree, appartengono a marzo-aprile del 2020, rivedetele anche voi in quest'ottica. Io prevedo in questa settimana di fare un incontro anche con le sigle appunto delle varie strutture e nel più breve tempo possibile, poi se c'è appunto convergenza su tutto questo, insomma prevedere anche appunto all'approvazione e la presentazione di nuove linee guida o di nuove istruzioni circolari, insomma chiamiamole come vogliamo, per la riapertura alle visite. Quindi sicuramente non questa settimana, si va alla prossima. Sì, perché dobbiamo fare un passaggio appunto con le strutture, con chi rappresenta le strutture, e perché vorremmo capire appunto, abbiamo avuto questa interlocuzione anche con il Ministero, con il dottor Rezza, se quelle circolari famose che c'erano hanno anche un'evoluzione, perché non si capisce. Ci sono circolari che sono di marzo dell'anno scorso, se effettivamente queste circolari le danno per decadute completamente, perché poi non hanno avuto nessun seguito, oppure se invece qualcuno pensa che siano ancora quelle valide e applicate. Mi sembrava Domande? che erano queste. A posto, grazie a tutti.